picco di accessi al pronto soccorso dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Allarme per anziani e bimbi. In questi giorni, con le temperature da bollino rosso, si è registrato un aumento di persone che si sono recate al nosocomio trevigiano. Gli anziani, quelli maggiormente più esposti alle alte temperature e che hanno fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso. Situazione non allarmante per il momento, ma costantemente monitorata. Oggi, ad esempio, in città si sono sfiorati i 36 gradi, anche se la provincia più calda del Veneto è stata Rovigo. Più sincopi, qualche aritmia sopraventricolare perché appunto la gente beve poco e quindi insomma soprattutto quelli che hanno già altre patologie polmonari o cardiache sono più facilitati ad avere qualche insomma, evento acuto. Poi sono aumentate un po' le gastroenteriti, che sono anche queste tipiche del periodo, soprattutto legato di solito alla conservazione dei cibi, che non è sempre la migliore con queste temperature. Il bollettino ARPAV parla di temperature stazionarie fino a venerdì, con peggioramento della qualità dell'aria, fino a risultare localmente scadente sulla pianura e pedemontana. Poi dovrebbe registrarsi un peggioramento per il weekend, dove sono previste piogge anche a carattere temporalesco. Quindi ancora 3 giorni di grande caldo. Però c'è un incremento soprattutto degli anziani, perché sono i pazienti fragili, quelli che sono pluripatologici, sono più soggetti a complicanze determinate dalla disidratazione, chiaramente il caldo, il fatto che bevano poco, in quanto il paziente anziano normalmente beve poco perché sente poco lo stimolo della sete, eccetera, e provoca appunto può complicare complicanze di tipo respiratorio, cardiaco.